Buongiorno, ben ritrovati. È l'8 dicembre, una di quelle giornate in cui c'è veramente di tutto sui giornali, è successo di tutto anche a Ring, tra poco lo raccontiamo per quanto riguarda ieri sera, il risultato del sondaggio. Secondo voi è giusto il blocco nei giorni di Natale tra i comuni? L'80% dice di no e mi sa che questa sera ci pensiamo, ma facciamo magari il sondaggio sul famoso patentino. Quindi secondo voi è giusto che ci sia una sorta di patentino per i vaccinati che quindi possano prendere l'aereo a dispetto dei non vaccinati, entrare in un ristorante, in un albergo e via dicendo? Insomma, magari questa sera facciamo un sondaggio di questo tipo. Oggi sui giornali cosa trovate? Questo governo bloccato tra liti e positivi, perché hanno scoperto che il ministro Lamorgese, a cui facciamo gli auguri come a tutti i positivi di Covid, è positiva, quindi hanno sanificato, sospeso il Consiglio dei Ministri, sanificato tutto, messo in isolamento Bonafede Di Maio, mi pare, tamponi per tutti, via dicendo, ma ovviamente si sospende un Consiglio dei Ministri rimandato oggi che rischiava di essere inconcludente perché c'è una tensione massima in questo momento nel governo. E guardate che poi veniamo al tema dei medici fermi, medici laureati in attesa di poter lavorare da mesi, follie. Poi veniamo al tema del recovery fund, veniamo a quello che ha detto il procuratore De Nicolo settimana scorsa a Ring, che oggi hanno ripreso diversi quotidiani. Veniamo a tutto quello che riguarda anche il maltempo e il calo degli occupati in Veneto. C'è il famoso recovery fund. Ieri dovevano decidere il piramidone, quindi il premier Conte, i due ministri Patuanelli e Gualtieri, poi cui si aggiunge il ministro per gli affari europei, poi i 6 funzionari, poi i 6 manager, i 300 funzionari e via dicendo. Cosa succede? Su questo non c'è l'accordo, perché Italia Viva, a poche ore dal voto sul MES, con il rischio tenuta per questo governo, Italia Viva dice: guardate che non va bene questa governance, c'è qualcosa che non va. Oggi Enrico Zanetti, e lo vedrete sul sito ferdinandavarino.it, dice: stiamo stabilendo quello che succederà, gli investimenti che faremo da qui al 2026, che avranno effetti da qui al 2036, quindi generazioni di governi, considerato un po' l'andamento del nostro paese per di più, e non coinvolgere in tutto questo le opposizioni oggettivamente è una cosa sbagliata e da superpoteri presunti del premier Conte di questo governo. È un ragionamento molto intelligente, però segnaliamo anche una cosa, che allora a questo punto, se regioni, per esempio come il Veneto, che presentano un programma, ne abbiamo parlato ieri sera con Bottacin, che riguarda anche il famoso piano dal Paos per mettere in sicurezza il Veneto, abbiamo speso 1 miliardo fino ad adesso, arriva a più di 2,5 mi pare il piano, no? E le regioni lo hanno presentato da sole, non magari insieme all'opposizione, quindi è un tema che va sviluppato anche sul territorio. Quindi se dobbiamo progettare il nostro paese, le nostre regioni, lo dobbiamo fare insieme a tutto l'asse e l'arco costituzionale, perché comunque è la politica che dà degli indirizzi nel nostro paese, nel bene o nel male. Su questo siamo d'accordo tutti. Cosa prevede il Recovery Fund? Allora, queste sono le ripartizioni che trovate un po' su tutti i giornali, circa 196 miliardi, potrebbe salire addirittura a 212, quindi qualche soldino in più, posto che ovviamente il voto contrario al MES, alla riforma del MES, non all'attivazione del MES in sanità, l'abbiamo detto varie volte, ma il voto contrario al MES del 9 dicembre domani potrebbe inficiare l'arrivo di questi soldi, come tutta la politica ci dice, spaventandoci. 196 miliardi, di questi 74 destinati alla rivoluzione verde e transizione ecologica, 48,7 alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 27,7 miliardi alle infrastrutture per mobilità sostenibile, 19,2 a istruzione e ricerca, 17 miliardi alla parità di genere, coesione sociale e territoriale, 9 miliardi alla salute. 9 miliardi alla salute, che vuol dire la sanità. E immaginate cosa raccontano oggi alcuni quotidiani, che il povero ministro della sanità Speranza aveva chiesto 4 volte questa cifra. 9 per 2 fa 18, 18 per 2, indovinate un po'? 36. Che cos'è questo 36? Sono i 36 miliardi del MES, cioè nel senso che evidentemente per il nostro paese quei 36 miliardi, che sia il MES o che sia il Recovery Fund, servono, però evidentemente il governo decide che sono 9 miliardi per la salute in queste destinazioni già programmate. Poi c'è un aspetto molto interessante, che è quello che riguarda
giustamente una riforma del fisco dal mio punto di vista, perché al di là di essere già intervenuti sui cosiddetti redditi medi, ora bisogna intervenire sugli ulteriori redditi della fascia medio o medio-alta addirittura nel nostro paese, pensate, cioè chi ha un reddito tra i 40 e i 60 mila euro, perché si tratta della fascia con prelievi eccessivi rispetto ai redditi ottenuti. Quante volte a Ring lo stesso ex viceministro dell'economia Zanetti ha detto che è proprio espropriativa l'aliquota che riguarda queste fasce, e quindi speriamo davvero che su questo si possa intervenire. Il litigio, diciamo, su questo MES, un governo che, come si suol dire, no, anche oggi e domani, cioè ogni volta rinvia. Vedremo il Consiglio dei Ministri di oggi con le tante partite aperte, e questo è quello che riguarda appunto il possibile taglio dell'IRPEF. 20.000 morti durante l'estate. Ieri abbiamo ripreso queste dichiarazioni di Galli da una parte, dopo Miozzo, chi altro c'era non mi ricordo più, Ricciardi forse, quindi ancora questa cosa dell'estate che ci ha portato a 20.000 morti in più perché c'erano le discoteche aperte o perché c'era questa vita sfrenata secondo alcuni. È tutta una balla, perché lo dimostrano tutte le curve. Ieri l'ha raccontato anche un professore di statistica molto bene, che l'unico che aveva azzeccato il giorno del picco, il 27 novembre, e che ha detto che non c'entra niente, il tutto coincide con la riapertura delle scuole, ma non ce lo vogliamo dire, non lo possiamo dire perché è giusto riaprire le scuole, su questo siamo tutti d'accordo, ma continuiamo a colpevolizzare le discoteche o quelle vacanze quando è tutto una balla. Ieri sera Balla Ben, a proposito, ha parlato un medico che, in attesa ovviamente di sapere la destinazione di specializzazione, dice siamo in 24.000, fermi, quel momento in cui avremmo bisogno dei medici, di maggiori medici, e pensiamo ai 233 che hanno perso la vita fino ad adesso per l'emergenza Covid, avremmo bisogno di medici giovani al lavoro per formarli in corsia, facendo loro fare la specializzazione proprio lì, e siamo fermi per un cavillo burocratico, un concorso con una domanda sbagliata, o con i soliti ricorsi, con tutto quello che da mesi non riusciamo a sistemare. Da settembre dovevano cominciare entro il 29 dicembre, entro il 30 dicembre, forse cominceranno a gennaio inoltrato, a fine gennaio, e quando avremo bisogno adesso, mentre già parliamo della terza ondata, lo diciamo tutte le volte, di questi medici. Il piano pandemico c'era, Ranieri Guerra hanno trovato adesso una mail del 15 settembre 2017 in cui Ranieri Guerra avvisò: guardate che non sappiamo quando arriverà, se arriverà, ma bisogna aggiornare un piano pandemico che nel nostro paese non abbiamo. Lo scrisse al ministro allora Lorenzin. Il procuratore De Nicolo, che in intervista a Ring nei giorni scorsi ha detto il reato di clandestinità non serve a nulla, anzi complica il nostro lavoro di indagine nel momento in cui dobbiamo anche interrogare una persona, ma siccome è sospettata, è indagata per reato di clandestinità, non può rientrare tra le accuse, diciamo, per quanto concerne il passeur. Tutto questo spiegato molto bene, ripreso sul sito ferdinandoavarino.it nei giorni scorsi, oggi è ripreso dai quotidiani, ieri da tutte le agenzie che hanno citato questa intervista. A Venezia, per il Veneto, ci sono meno 37.000 posti di lavoro nel 2020, almeno un meno 20% di ore lavorate di mese in mese negli anni, a differenza del 2019-2020 a novembre, ed è un vero macello. Il 9 dicembre è confermato lo sciopero dei dipendenti del settore pubblico, anche del mondo della sanità. Registriamo che per chi è più fortunato ovviamente ha anche il ponte, quindi non ha lavorato il 7, non lavora oggi, caso strano lo sciopero è proprio domani. Questo è veramente è curioso, diciamo, nell'analisi che si può fare di uno sciopero proprio lì con l'orologio. Il maltempo in Veneto, avete visto, sono danni da 500 milioni di euro, un macello totale. Si è ricordato anche ieri sera come ci siano stati almeno 50 evacuati con l'assessore Bottacin proprio a Ring. E in tutto questo avevamo anche l'imprenditrice Manuela Galante, dei giovani imprenditori di Venezia, che ha detto che sul fronte Covid il dito inquisitore è sempre puntato sui cittadini. Cosa fanno governo, CTS, task force? Certi da mesi di una seconda ondata sarebbe arrivata, mesi in cui non hanno fatto nulla. È un'accusa pesantissima. Siamo l'unico paese ad aver sospeso la didattica in presenza, sono state sprecate in bonus del tutto superflui le risorse. Una giovane imprenditrice del Veneziano che è andata giù durissima su quello che abbiamo fatto sentire ieri sera a Ring. Ieri strepitoso lo scontro tra il sindaco di Treviso e Mario Pozza invece per quanto riguarda il
turismo, carrozzoni o non carrozzoni, quello che succede, insomma, il presidente della Camera di Commercio dice qui c'è poca roba sul turismo, il sindaco di Treviso si offende, dice noi stiamo per fare una fondazione nostra, perché che senso ha che l'ODG, che è questo componente che gestisce il turismo e unisce i vari comuni afferendo alla Camera di Commercio, prende i progetti dei comuni che ti danno già i soldi. Allora non è che pensa a una strategia, ma insomma siamo a uno scontro istituzionale molto interessante a Treviso. Questa sera, a proposito, siccome dobbiamo stare in casa, c'è il maltempo, c'è tutto quello che sappiamo di regole, trasmetteremo in diretta noi l'accensione dell'albero di Natale a Treviso all'interno del 3G di Treviso su Antenna 3. Spero di avervi detto un po' tante cosine sul cashback, 5 milioni di richieste, ovviamente il sistema va in tilt, ma insomma c'è apprezzamento ovviamente per questo nuovo sistema che ha l'obiettivo, sapete, di farci spendere un po' meno contanti, perché se paghiamo con le carte tornano dei soldini. Ci vediamo stasera alle 21:15 a Ring, peccato, non so se riusciremo ad avere qualche esponente del Movimento 5 Stelle, forse l'onorevole Businarolo, perché i sorvegliati speciali, tra l'altro, che sono Raduzzi e Alvise Maniero, in questi giorni, come compreso ieri sera, hanno rifiutato le interviste nei talk show, ma sui giornali invece sì. Peccato davvero. Ci vediamo alle 21:15 a Ring su Antenna 3. Buona giornata.